Ciao ragazzi, oggi ci troviamo ad Arlago per fare un giro in montagna sulla neve, in bicicletta. Il programma odierno prevedeva di andare su semplicemente sulla neve e farsi un giro di allenamento, ma c'è stato un problema. Ho trovato un raggio rotto, mi sono accorto che non solo sono molli, ma addirittura ce ne sono due di rotti. Stamattina non avevo tempo di starli a cambiare anche perché per sostituirli dovevo tirar giù il freno, il disco e il pacco pignoni. Visto che avevo già una ruota pronta con i chiodati, e ho messo su l'altro copertone chiodato su una ruota posteriore dove montavo i ruban in poco tempo, un quarto d'ora così, e vado su configurato con le ruote da ghiaccio. Allora, questi Ice Spiker Pro sono copertoni chiodati della Schwalbe e venduti come copertoni da neve. Quelle poche volte che li ho provati sulla neve, questi copertoni non vanno bene. Non sono fatti proprio per la neve. Diciamo che come copertoni invernali sul ghiaccio vanno bene, ma sulla neve non vanno molto bene. Allora, il problema sta secondo me proprio nei tasselli, come sono configurati. Se si vede, questi tasselli al centro sono leggermente più bassi, concentrati, mentre al lato sono più sporgenti e più aggressivi. Invece qua sono tutti della stessa lunghezza o quasi, sono molto regolari. Non solo, ma hanno questa forma ottagonale, praticamente è troppo aerodinamica, per cui il copertone tende a scivolare invece che a mordere. Non so se si può notare che ad esempio qua il tassello è piatto, il tassello può affondare e dare mordente. Con questa diciamo smussatura il tassello permette alla neve di scivolare così, dunque la ruota si sposta e non riesce a mordere bene la superficie nevosa. Perché ci siano dei chiodi che abbiano qualche effetto sulla neve, sulla superficie nevosa, bisogna che siano lunghi almeno 1 centimetro. Questi sono alti pochi millimetri, ma vanno molto bene per rendere il copertone pedalabile sia sull'asfalto, sia sullo sterrato e sul ghiaccio. È un ottimo compromesso. Se qualcuno mi chiede un consiglio su che tipo di copertoni utilizzare sulla neve, non gli consiglio sicuramente gli Ice Spiker Pro. Non sono copertoni da neve. Sarà meglio usare i copertoni un po' più da fango, tipo gli Argotal della Continental. Questi vanno molto bene. Dovrò stare attento e non potrò andare troppo veloce come faccio di solito, che vado via sparato anche sulla superficie scivolosa innevata. Poi vediamo se su ci sono lastre di ghiaccio, ci sono pezzi particolarmente scivolosi, allora sarà bene aver messo su questi copertoni chiodati. Mi va bene lo stesso perché volevo testare entrambi i copertoni davanti e dietro, cosa che non ho mai fatto, e vedere com'è la resa di questo set di ruote, di copertoni. Dunque, per chi volesse intraprendere le avventure in bicicletta sulla neve, in montagna, non consiglio questo tipo di copertoni. State più su copertoni da enduro molto tassellati, tipo gli Argotal della Continental o copertoni simil fango. Comunque enduro aggressivo, non so, Magic Mary della Schwalbe, appunto gli Argotal, eccetera. Questo tipo di copertoni sulla neve vanno molto bene. Oppure Maxis High Roller 2, anche quelli vanno bene. Stamattina che ho trovato i due raggi rotti ho preparato l'altra ruota, questa qui, che ora vado a montare. Questa è inutilizzabile, così. Azzo. Inguidabile.
specialmente quando tende ad agganciare il bordo, perde subito direzionalità, non ti dà il tempo di compensare, mentre con quelli da enduro hai un po' più di come dire, di margine. Qua siamo fuori strada, non siamo più sull'asfalto. Non hai possibilità di decidere la direzione. Guarda, vanno dove vogliono, non c'è verso. Niente, rischio di farmi male così. Vi sconsiglio vivamente, questi copertoni sono definitivamente bocciati.